Secondo me ci sono delle istanze del territorio, chiamiamolo Nord, chiamiamolo Veneto, chiamiamolo la parte produttiva, che deve essere ascoltata e quindi per forza di cose c'è una serie di amministratori che riguardano amministratori comunali, provinciali e regionali. Gli amministratori del nord, tra di loro Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, dopo la pesante sconfitta elettorale della Lega, tornano a battere un pugno e se di fronda non ne vogliono assolutamente sentire parlare, ribadiscono un concetto chiarissimo per loro, su cui i vertici del partito continuano a fare orecchie da mercante. Se il toto ministri del governo guida Meloni impazza, sul tavolo della discussione manca l'argomento principe per questi amministratori. No, non si parla assolutamente di autonomia, tra l'altro io ho letto le dichiarazioni uscite ieri dal federale, non se ne parla proprio, e questo è un problema enorme perché torniamo sempre al solito punto, mancano delle linee programmatiche del territorio, l'autonomia non è che sia un vezzo, è un efficientamento di un sistema. L'autonomia è prevista per Costituzione, portiamo a casa quello che il popolo veneto ha deciso nel 2017. Si fissino i congressi, chiedono. Bisogna finirla con i commissariamenti, bisogna chiamare tutti i militanti, gli amministratori, sedersi a tavolino e dire bene cosa chiede la nostra gente. Chiede questo A, B, C. Bene, voi che occupate uno scranno giù a Roma dovete portare a casa A, B e C, altrimenti a casa. Se il confronto diretto non è ancora all'orizzonte, lo scambio di battute via social impazza e i post dell'onorevole Massimo Bitonci, che critica la scelta del governatore Zaia di aumentare l'addizionale IRPEF regionale per far fronte al caro bollette e prezzi, Bano risponde così. Ma da che pulpito viene la predica? Se proprio Cittadella ha aumentato l'IMU perché non riusciva a pagare le bollette. Di cosa stiamo parlando? Il momento è drammatico. Se l'addizionale regionale, che non c'è la quota che spetta alla regione, serve a finanziare, a sostenere le famiglie, il sociale, le case di riposo, ma scusa, ma dov'è il peccato di lesa maestà?